Le parole di Morena Martini, che ha spiegato come normalmente un'amministrazione comunale dovrebbe comportarsi davanti alla richiesta di aziende che chiedono di costruire in zone particolari, come San Lazzaro, trovano il pieno appoggio di cittadini e di associazioni, area bassanese in primis. Intanto riascoltiamo la sindaca di Rossano Veneto. La parte politica potrebbe, per mille ragioni non personali ma legate al territorio dove va ad insediarsi un'azienda, potrebbe dire di no. Quindi è un iter molto lungo dove l'amministrazione ha un ruolo comunque molto importante, anzi determinante. Riassumendo, non è vero che l'amministrazione di una città ha le mani legate in caso di presentazione di progetti attraverso lo sportello SUAP. Abbiamo ovviamente accolto con apprezzamento le parole della sindaca di Rossano Veneto, perché portano una voce diversa e chiara finalmente rispetto alla questione che da mesi anima la città. Sicuramente ha messo dei punti fermi sul ruolo importante dal punto di vista politico del Consiglio Comunale, il quale non è semplicemente l'ultima voce a seguito di un iter tecnico che deve esprimersi, ma può effettivamente essere parte e deve essere parte attiva nel processo di discussione e di riflessioni importanti che un'opera di questo impatto sul territorio deve assolutamente avere. Fatta chiarezza su questo, resta però ancora tanto da chiarire.